Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Il Tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Samuele Lagrassa, uno dei ragazzi accusati dello stupro di gruppo a Palermo. Il giovane ha detto di non aver partecipato attivamente alla violenza. E rimaniamo a Palermo, dove la scorsa notte si è verificato un grave incidente fra un'auto e uno scooter, feriti due giovani di 16 e 19 anni, uno in condizioni critiche. Il conducente dell'auto è risultato positivo all'alcol test. Diversi incendi hanno colpito varie parti della Sicilia nelle scorse ore, in particolare colpite le province di Messina e Agrigento nella mattinata e Palermo nel pomeriggio. Novella Calligaris, 50 anni dopo il suo primo record negli 800 metri in vasca a Belgrado, riproverà questo sabato a celebrare quel primato mondiale attraversando lo stretto di Messina a nuoto. E chiudiamo con il meteo. Arriva il maltempo in Sicilia. Nella giornata di domani previsti cieli nuvolosi e piogge sparse su tutto il territorio regionale, allerta meteo gialla in 4 province. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.